più che una decisione, è la volontà di interpellare il ministro circa un quesito che ci fanno i genitori. I genitori ci dicono che il bimbo che va alle elementari piuttosto che il bimbo che frequenta le scuole dell'obbligo formativo, il ragazzo che frequenta le scuole dell'obbligo formativo, se è asintomatico e proviene dalle zone infette, dalle zone diciamo critiche della Cina, non da tutta la Cina, e può tranquillamente andare in classe. La classe è un ambiente chiuso, l'aula è un ambiente chiuso, è un ambiente confinato dove si resta tante ore. Chiediamo al Ministro di valutare l'opportunità di adottare delle misure particolari in questi casi. Sono pochi casi, però ci vengono segnalati senza alcuna volontà di ghettizzazione. Guardi, oggi un responsabile di un centro di formazione dice: noi abbiamo due alternative, o se ne sta a casa il ragazzo coinvolto in accordo con la famiglia, oppure abbiamo le altre famiglie che hanno paura e quindi magari non mandano i loro figli.